Morta dopo 2 settimane di agonia la 46enne di Pieve di Soligo, investita con i figli sulle strisce pedonali dall'auto condotta da un'anziana. La donna aveva fatto da scudo ai bimbi, una comunità in lutto per il dramma. Oggi l'autopsia sul corpo dell'imprenditore trevigiano Antonio Bonazza, morto tra le fiamme dell'ultraleggero caduto sabato nel Bresciano. Inchiesta aperta per capire le cause della tragedia, shock nella Marca. Maxi rissa tra ultras e migranti a Porto Gruaro, qualche insulto, poi volano spintoni e pugni. 2 stranieri finiscono all'ospedale, si indaga nell'ambiente dei tifosi. Famiglia Rom in fuga dopo una razzia lungo il litorale veneziano, inseguimento con i carabinieri costretti a sparare in aria per bloccare l'auto dei banditi. Rapine a banche e furgoni portavalori, 19 arresti tra Italia e Germania e manette anche nel Veronese. Per gli assalti avrebbero utilizzato anche armi da guerra. 54 anni fa l'orrore del Vajont, come fosse ieri per superstiti e sopravvissuti di quell'onda maledetta. Questa sera puntate speciali di 20:10, prima serata in onda su Antena 3. Vittoria in volata per la Reyer contro Trento, un match al cardiopalma deciso da un canestro deviato all'ultimo secondo. Per l'ok definitivo si usa l'instant replay in campo. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione racconto delle ultime ore. Come avete sentito c'è stato uno sviluppo, il peggiore per quanto riguarda l'investimento di quella mamma di 46 anni che qualche giorno fa aveva fatto da scudo ai propri bimbi per proteggerli nel momento in cui si era resa conto che quell'auto non frenava sulle strisce. Antonella Achmet, questo è il suo nome, si era sacrificata per salvare i bimbi, è morta ieri mattina. 2 settimane di agonia, di continuo alternarsi tra speranza e sconforto. Ieri l'epilogo, purtroppo atteso, si è spenta al Cafoncello di Treviso Antonella Achmet, la mamma di 46 anni di Pieve di Soligo in coma dallo scorso 25 settembre, dopo che lei e i suoi 2 bambini di 5 e 11 anni erano stati investiti sulle strisce pedonali in pieno centro da un'anziana di 87 anni tradita, come ha riferito poi dall'Abbaglio del Sole. Nel tentativo di spingere via i figli, Antonella era stata centrata in pieno, cadendo rovinosamente a terra. 2 lunghe settimane di coma, condizioni gravissime. Il marito, che ha fatto la spola dalla terapia intensiva alla pediatria dove erano ricoverati con traumi e fratture i 2 figli, dimessi nei giorni scorsi e rimandati a casa mentre la vita della mamma rimaneva appesa a un filo. Fino a ieri, quando la 46enne si è spenta, lasciando nel dolore la sua famiglia e l'intera comunità di Pieve, che dal giorno dell'incidente pregava per la sua guarigione. Il sindaco Stefano Soldan, che ha portato al marito il cordoglio della cittadinanza, parla di doppia tragedia per Pieve di Soligo. Ha messo a disposizione degli psicologi per seguire i 2 piccoli e spiegare loro che la mamma non c'è più. I funerali saranno celebrati quasi certamente mercoledì, il tempo di far raggiungere Pieve alla famiglia di Antonella, originaria della Croazia, e del marito Marco Fiorini, laziale. Ora l'ultraleggero precipitato nel Bresciano, la procura ha aperto un'inchiesta su un incidente che ha costato la vita all'imprenditore trevigiano Antonio Bonazza. Verrà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Antonio Bonazza, l'imprenditore 79enne di Treviso, precipitato sabato pomeriggio con il suo ultraleggero nelle campagne tra Padenghe e Bedizzole sulla sponda bresciana del lago di Garda. La procura ha disposto il sequestro dei resti del velivolo per accertare le cause della tragedia costata la vita all'imprenditore notissimo nel Trevigiano. I tecnici dell'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza del Volo e di Carabinieri stanno raccogliendo indizi e testimonianze. Bonazza era un pilota esperto e prudente con un'esperienza di migliaia di ore di volo. L'ultraleggero veniva sottoposto a regolari controlli e manutenzioni e proprio nei giorni scorsi il velivolo era stato sottoposto ad un intervento di manutenzione. I test eseguiti prima della riconsegna non avevano evidenziato nulla di anomalo, eppure sabato pomeriggio, poco dopo il decollo, Bonazza aveva contattato via radio il compagno di volo Paolo Pesente, 77 anni, fondatore della Incomac di Montebelluna, al quale aveva riferito che voleva rientrare perché qualcosa non andava. Poco dopo lo schianto al suolo. E poi la vicenda di Porto Gruaro, dove nelle scorse ore c'è stata una maxi rissa tra alcuni ultra in zona per seguire una partita questo weekend e migranti.
Potrebbe essere di carattere razzista l'aggressione avvenuta in viale Trieste a Portogruaro domenica sera verso le 19. Al termine della zuffa, 3 richiedenti asilo di origine africana ospitati in una villetta di via Da Vinci sono finiti al pronto soccorso a causa dei traumi subiti. Calci e pugni, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni. Un gruppetto di una quindicina di persone avrebbe accerchiato i 2 ragazzi di colore, uno nigeriano, apostrofandoli con epiteti razzisti. Quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri. Uno degli aggrediti sarebbe stato infatti appellato malamente da un gruppo mentre usciva dal supermercato. Poi gli animi si sarebbero incendiati con l'arrivo dei rinforzi dall'una e dall'altra parte. A quel punto i residenti hanno chiamato i militari dell'Arma, che una volta intervenuti non hanno trovato il gruppo di aggressori che si era già allontanato. I 3 feriti hanno riportato contusioni al volto, alle braccia e alla nuca con una prognosi di 10, 15 e 30 giorni nel caso più grave, un'infrazione al naso. A seguito di questo gravissimo episodio di violenza razzista, l'associazione Migranti Venezia Orientale organizzerà nei prossimi giorni adeguate iniziative di risposta, è la dichiarazione in una nota dell'associazione. E una fuga rocambolesca sempre nel veneziano, dopo una razzia insieme alle figlie minorenni, arrestata una coppia di rom padovani. Una fuga rocambolesca, hanno cercato di investire un carabiniere, alla fine sono stati arrestati dopo aver messo a segno furti insieme alle figlie minorenni. In manette una coppia di rom residenti a Piove di Sacco, Giancarlo Lovakovic, 54 anni, e Nikla Udorovic, di 45, mentre le figlie di 9 e 14 anni sono state affidate ad una zia residente a Padova. La coppia a bordo di una Jeep Renegade è stata intercettata dai carabinieri ad Eraclea nel veneziano. Loro hanno cercato di investire un militare che ha sparato centrando una gomma dell'auto e mettendo fine alla loro fuga. La famiglia costringeva le figlie piccole a rubare con loro. In una mattinata avevano messo a segno furti a Lignano Caorle sulle auto parcheggiate, tentando anche un colpo a Bibione. E tra l'altro la notizia proprio di questi minuti ancora da Padova di un arresto nei confronti di un nomade residente in via Bassetti, pare avesse picchiato selvaggiamente un agente di polizia locale. Alle 13 sarà la conferenza stampa con il sindaco e il comandante della polizia locale di Padova. Intanto è in corso sin dalle prime ore di oggi una vasta operazione della Polizia di Stato italiana e l'LKA tedesco nelle province di Salerno, Foggia, Napoli e Verona, nonché in Germania, nell'under della Renania, volto a disarticolare una vasta associazione criminale a carattere transnazionale dedita alle rapine in danno di furgoni, portavalori e istituti di credito. Le indagini svolte dai poliziotti del Servizio Centrale Operativo e delle squadre mobili di Salerno e Foggia con il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore, quindi nel Salernitano, hanno permesso di individuare gli autori di svariate rapine e di impedire altre di imminente esecuzione. A quanto pare queste persone nei blitz, negli assalti, pare utilizzassero anche armi da guerra. Ora, dopo questo ci spostiamo invece a Padova, c'è in diretta per noi Valentina Visentin per altri aggiornamenti, credo tema FAS, vediamo cronaca, vediamo se c'è Valentina Visentin in diretta. Sì, buongiorno da Padova. È ricoverato ancora in gravissime condizioni un atleta di Trebasele che ieri, mentre stava partecipando alla mezza maratona di Treviso, ha avuto un malore improvviso quando mancava ormai solo qualche chilometro all'arrivo. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei tanti presenti che hanno assistito alla scena. Un'ambulanza ha trasportato d'urgenza l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. Al momento l'atleta è tenuto sotto controllo dai medici che hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita con un intervento di angioplastica. La mezza maratona di Treviso, nonostante questo grave inconveniente che ha riguardato l'atleta 39enne, ha continuato a svolgersi regolarmente senza ulteriori interruzioni. Gli organizzatori hanno però voluto subito esprimere tutta la loro vicinanza all'atleta e alla sua famiglia. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie a Valentina Visentini in diretta, ovviamente torneremo poi all'interno dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 a darvi altri aggiornamenti. Ora forse avrete visto anche il governatore Luca Zaia intervistato alcune emittenti nazionali sul tema FAS. Non si ferma la protesta dei genitori, così come appunto ieri è avvenuto nel Vicentino. Vediamo. Per favore allontana. Almeno 10.000 persone all'Onigo, mamme, papà, bambini, nonni, cittadini, associazioni. No PFAS, no all'acqua inquinata da PFAS. Tutti
uniti nella lotta contro una situazione drammatica che sta mettendo a rischio la salute di centinaia di migliaia di persone. Un caso che interessa le province di Vicenza, Padova, Verona, partenza Parco Ippodromo nel cuore di Lonigo, in quella che è stata definita una delle più grandi manifestazioni di protesta pacifica, un corteo che si è snodato per le vie del centro. Tu sai cosa sono i PFAS? Sono delle sostanze chimiche che non vanno bene per l'acqua, cioè è dannosa. Cosa significa acqua per te? Che c'è vita. Io voglio vivere, non sopravvivere. Il diritto alla vita è l'acqua, è il bene più prezioso, ed è il dono più grande che la vita ci ha donato. Amiamo la vita e rispettiamola. Vogliamo fare di tutto per avere acqua pulita perché è un nostro diritto. Per poter riavere acqua pulita e non dover rischiare di star male per colpa di persone che vogliono inquinare. Bene dei bambini, dei nostri giovani e il nostro futuro comunque. Palpabile la preoccupazione delle coraggiose mamme no PFAS che lanciano un forte messaggio alla politica, ai sindaci presenti in maniera massiccia, ammettendo l'importante passo compiuto dal governatore Zaia che ha drasticamente ridotto i limiti di PFAS. Le mamme con la dolcezza chiedono a tutti, anche alle istituzioni, di portare l'acqua pulita perché l'acqua è salute, non possiamo inquinarla. E la Regione ci ha aiutato e ci ha abbassato i limiti. E questo deve essere però una partenza per migliorare il nostro ambiente. Quello a cui noi tendiamo però è l'acqua zero FAS. C'è paura tra voi giovani anche? Sì, ci sono dei bambini infatti che soffrono perché c'è l'acqua inquinata. Potremmo essere anche noi. Il loro sangue deve essere pulito da queste sostanze. Non devono più berle, non devono più mangiarle, non devono più respirarle. Acqua, libera dai FAS. Che messaggio lanciate agli adulti? Di non inquinare, non inquinare le acque perché poi ci rimettiamo sempre noi. E poi torniamo a parlare di Pedemontana perché da qualche giorno tutti i proprietari, gli ex proprietari dei fondi dove ricorderete sono stati aperti i cantieri negli ultimi mesi, Trevigiano e Vicentino in particolar modo, hanno presentato un ricorso al TAR contro gli espropri autorizzati dal commissario straordinario Silvano Vernizzi. Pedemontana riparte la battaglia sui terreni. Il confronto talvolta aspro tra proprietari e Regione Veneto torna prepotentemente vivo con il ricorso al TAR depositato da decine di espropriati pochi giorni fa. Il 29 settembre scorso è stato depositato presso il TAR Veneto un ricorso perché gli espropriati che si sono visti espropriare appunto la terra, data parte coattivamente con la forza, si sono accorti che i decreti sono nulli perché messi oltre un certo termine. Chiamato in causa il commissario straordinario Vernizzi che avrebbe autorizzato interventi nonostante fosse decaduto. Quando il commissario è stato nominato, ancora il 15 agosto 2009, le hanno anche ricordato per l'articolo 2. Tutto quello che tu fai e gli espropri, ai termini di legge, è dimezzato. Con l'approvazione del progetto definitivo, il 20 novembre 2010, hanno detto che questo progetto ha pubblica utilità. Bene, la pubblica utilità ha 5 anni, tempo dimezzato 2 anni e mezzo. Cioè lui doveva emettere tutti i decreti entro il 20 marzo del 2013. Quanti decreti sono stati emessi fuori quel termine là? Pensavamo fossero solo i decreti del Trevigiano, perché? Perché il primo decreto emesso nel Trevigiano è del 7 aprile 2014. In realtà anche nel Vicentino sono stati emessi diversi decreti e per quasi tutto il tracciato fuori quel termine là. Arriviamo a decreti fino al 20 fin di febbraio del 2015 ad esempio. Una situazione che se fosse avallata dal TAR metterebbe in discussione tutto il progetto con inevitabili ripercussioni finanziarie. Questo vuol dire per chi ha intenzione di finanziare Pedemontana che deve tener conto che oltre ai 2 cantieri sotto sequestro per circa un tracciato un 12° del tracciato Pedemontana devono tener conto che ci sono degli espropriati che iniziano a chiedere la restituzione dei terreni con relative richieste di danni. Quantificati non solo dallo sbancamento del terreno fertile ma anche dalle ghiaie asportata che secondo una sentenza della Cassazione nonostante l'esproprio rimane di competenza degli ex proprietari. L'obiettivo del nostro intervento è di avere chiarezza dalla politica veneta su un'opera che si sta trascinando in maniera stanca e sta devastando il territorio. Noi
sappiamo che sono stati versati molti fondi pubblici, il privato che doveva mettere i suoi soldi ancora non li ha messi, e su questo ci sarà una scadenza molto importante a fine anno e c'è anche la Corte dei Conti che si deve esprimere. Se si celebra a 54 anni di distanza l'anniversario del Vajont è perché ancora oggi l'emergenza idrogeologica è una incombente realtà che, complici i cambiamenti climatici, siamo costretti ogni giorno a fronteggiare, salvo poi trovarsi il giorno dopo a pronunciare frasi di circostanza, ad asciugare lacrime e a promettere interventi che l'ufficio complicazioni affari semplici e la drammatica carenza di denaro pubblico rendono impossibili o così dilatati nel tempo da apparire spesso inutili. Sono parole del governatore del Veneto Luca Zaia, ricordando oggi la tragedia della diga del Vajont accaduta il 9 ottobre del 1963. Oggi in particolar modo la programmazione di Antena 3 sarà dedicata a ricordare quella tragedia. Prima il racconto di uno dei sopravvissuti, Gianni Olivier. 54 anni, però per noi superstiti è come fosse ieri. Impossibile dimenticare, impossibile scordare quei sentimenti che in poche ore strinsero tutti coloro scampati all'onda della morte, al mare di fango. Prima lo shock di un paese cancellato assieme alla vita di 1910 persone, poi il dolore per tutti quei volti svaniti per sempre, infine la rabbia per un disastro annunciato e ignorato. Sera del 9 ottobre 1963, le lancette dell'orologio sono ferme lì, soprattutto per chi, come Gianni Olivier, è scampato per caso a tutto quell'orrore. Quello che abbiamo impresso nella nostra mente, nella nostra memoria, è indelebile, per cui anche se vivessimo ancora tantissimi anni non potremo mai dimenticare quello che abbiamo visto in quelle settimane, in quei giorni successivi. Sopravvissuto, ma con il terribile prezzo da pagare di una famiglia cancellata. I genitori, il fratello 24enne, che come tanti quella sera si trovava al bar di Longarone a vedere la partita di Coppa Real Madrid-Rangers Glasgow, mentre il Monte Toc cominciava a cadere giù. Lui era il capitano della squadra di calcio del Longarone ed era partito 10 minuti prima a casa della fidanzata a 2 chilometri da Longarone. Alle 10:30, siccome la fidanzata non aveva il televisore e noi l'avevamo, ha detto vado a vedere la partita. Quindi ha lasciato la fidanzata a Castellavazzo, era a 2 chilometri da Longarone, ed è arrivato a Longarone, giusto in tempo per andarsene. Ore 22:39, tutto si compie e tutto cambia per sempre per Gianni e tantissimi altri. Gianni che si salva perché è fuori città per lavoro. 54 anni dopo è tempo di ricordare, o meglio, come sempre, è un dovere. È una responsabilità sicuramente di far conoscere questa nostra tragedia a più persone possibili, affinché si debba lanciare un messaggio molto forte e chiaro. L'uomo non deve andare contro la natura per interessi soprattutto economici, e poi dobbiamo cercare di fare prevenzione, dobbiamo guardare con attenzione la natura e mai metterci contro di lei. E proprio il sindaco Padrin e Gianni Olivier saranno ospiti questa sera di una puntata speciale di 20:10, in onda ovviamente alle 20:10 dedicata al Vajont. Subito dopo, alle 21:20, andrà in onda invece un lungo documentario, ricostruzione di quel dramma, realizzato dalla nostra redazione. Ci vediamo tra pochi istanti. Torniamo in diretta con la nostra prima edizione e una notizia che sta facendo molto discutere dopo aver scatenato le polemiche, perché a Padova gli affitti di alcuni appartamenti sarebbero interdetti ai meridionali. A lanciare questa polemica è un dirigente dell'ULSS di Caserta, perché cercava casa per la propria figlia che veniva a studiare in città. In Campania è già scoppiata la polemica. Le peripezie padovane di un medico residente ad Aversa e dirigente presso l'ASL di Caserta alla ricerca di un appartamento per la figlia neostudentessa universitaria hanno fatto scoppiare un caso con largo eco nei mezzi di informazione campani. Tra annunci immobiliari e giri per la città, il professionista ha spiegato in un post su Facebook, che ha avuto centinaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni, di essersi scontrato con una selva di particolari e a volte umilianti limitazioni imposte dai locatari padovani.
In un condominio di via Forcellini, per esempio, non si affitta tra gli altri a studenti e meridionali perché, spiega l'annuncio in maniera piuttosto enigmatica, siamo in un condominio. In via Facciolati no tra gli altri a meridionali, specialmente napoletani e siciliani, valutabili le altre zone del centro-sud. A Corso del Popolo no a persone del sud e sardi. In zona Guizza Bassanello si affitta solo a ragazze bella presenza del nord, no meridionali. Una marea di distinguo a volte incomprensibili, in alcuni casi apertamente razzisti, nei quali ce n'è per tutti. No animali, lavoratori, ciccioni, coppie con figli, neri, persone con problemi di salute e molto altro ancora. Lunghissima la lista dei commenti tra chi accusa Padova di razzismo e chi la difende, chi si propone di informare gli assessori padovani Bressa e Michalizzi, chi smentisce il medico e contesta l'assenza di fonti più dettagliate, chi invece giura gli sia accaduto lo stesso, fino ad una padovana che si offre di ospitare la ragazza. Il dibattito è aperto. Sono stabili le condizioni della bimba di 5 anni colpita da meningite da meningococco di tipo B, ricoverata presso la terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Vicenza. Oggi il Dipartimento di Prevenzione del distretto di Pieve di Soligo ha proseguito le attività di profilassi nei confronti dei contatti della piccola paziente. Dopo i familiari sono stati sottoposti a terapia antibiotica anche i compagni di classe, per massima precauzione anche altri bambini e adulti che hanno avuto con la bambina contatti significativi. Complessivamente le persone sottoposte a trattamento sono un centinaio. Ora la disavventura di una cagnolina di razza Chihuahua rimasta incastrata nello scarico del lavandino e salvata dai pompieri. Sono stati i vigili del fuoco di Este a liberare una cagnolina che era rimasta con la zampa incastrata nello scarico del lavandino del bagno. Chloe, così si chiama l'animale, razza Chihuahua dal pelo lungo, mentre giocava in casa si è arrampicata fino a un lavabo nel bagno, rimanendo incastrata con la zampetta nella parte metallica. La proprietaria, sentendo i lamenti dell'animale rimasto incastrato, ha cercato di fare tutto quello che poteva per liberare la spaventatissima cagnolina. Ha svitato la parte dello scarico metallico, ma questo non è bastato, e così l'ha presa in braccio e si è recata al distaccamento dei vigili del fuoco di Este chiedendo aiuto, e i pompieri, utilizzando tronchesi e cesoie, sono riusciti a liberare la zampetta della cagnolina, che non ha riportato alcuna ferita. Vi ricordo come contattare Antenna 3, se avete un problema e nessuno vi aiuta nel risolverlo, scriveteci redazione@antena3.it, una telefonata allo 0422 023 0898, un sms WhatsApp al 351 1755 340, qui potete inviare anche già foto e video delle vostre eventuali segnalazioni. Una vittoria all'ultimo istante, davvero il caso di dirlo, per la Reyer contro Trento, tant'è che è servita la moviola in campo, visto che se ne parla molto in queste ore dopo l'addio ad Aldo Biscardi, l'instant replay che ha permesso di assegnare la vittoria. 79-78. Buona la prima per gli Orogranata, che domenica hanno battuto Trento sul parquet casalingo. Una vittoria che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino alla fine. Gli Orogranata hanno iniziato con le polveri bagnate in attacco nonostante i rimbalzi offensivi di Watt, sanzionato di 2 falli in 1 minuto e 39. Peric sblocca la Reyer, che poi si avvicina sul 7-9 al quarto grazie a 5 punti di Heinz. Il metro arbitrale penalizza i lunghi veneziani con gli ospiti che allungano fino al 7-16 del sesto, su cui coach De Raffaele chiama time out. Una tripla di De Nicolao allo scadere dei 24 secondi ridà però ossigeno, così come la schiacciata di Res su assist di Orelic, 12-18 al 7° minuto. Il finale di quarto sorride di nuovo al Dolomiti, che va all'intervallo breve sul 14-23. I momenti successivi sono un continuo rincorrere la vittoria, ma proprio alle battute finali i campioni d'Italia ingranano la marcia e il Tagliercio esulta. Resta il tempo di ricordarvi chi sono gli ospiti delle nostre trasmissioni oggi. Tra pochissimo c'è Daniela Gregnanin con Ore 13, si parlerà di bollette perché le famiglie non riescono più a pagarle. In studio Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi, Fernando Zaramella, sindaco di Curtarolo nel Padovano, e Luigi Giuriati, presidente di Federconsumatori a Treviso. Così insieme a Daniela Gregnanin. Questa sera con Daniela Sizzia invece, ricorderete, a 20:10 parleremo di Vajont con il presidente della provincia e sindaco di Longarone Padrin e un superstite, e poi alle 21:20 il nostro documentario proprio sul Vajont 54 anni dopo. Adesso le previsioni meteo con Alice Montagnere, poi ci rivediamo a partire dalle 18:30. Buona giornata.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Ancora bel tempo sulle nostre regioni in questo inizio di settimana. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ancora una giornata di tempo stabile con sole prevalente su tutte le province. Da evidenziare un po' di nubi sparse, ma saranno del tutto innocue. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra i 18 e i 21 gradi, minime tra 8 e 14 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo una bella giornata soleggiata pressoché ovunque, salvo qualche nube alta sui rilievi alpini nord-occidentali, ma anche in questo caso senza altre conseguenze. Temperature massime tra i 19 e i 21 gradi circa, minime tra i 10 e i 13 gradi. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi sui settori alpini di confine, anche con qualche pioggia su quelli centro-orientali. Sul resto della regione sole e bel tempo. Temperature massime intorno ai 21-22 gradi, minime sugli 8 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati da nord-est, localmente deboli da nord-est sul Golfo di Trieste. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.